Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti a conferenza stampa di vigilia di mister Massimiliano Allegri. Come sempre chiedo di presentare voi la vostra testata e di fare solo una domanda a testa. Iniziamo dal canale, grazie. Buongiorno mister, Edoardo Sì di Juventus TV. Domani si aspetta una partita simile a quella dell'andata o magari diversa in qualcosa, visto che magari il momento per entrambe le squadre è un pochino cambiato? Allora, è sempre Juventus-Inter, anzi Inter-Juventus, è una bellissima partita, una semifinale di ritorno di Coppa, dove entrambe le squadre si giocheranno la finale, e quindi dovrà essere sicuramente una bellissima serata di calcio, di sport, e speriamo di andare in finale, faremo il possibile. Buongiorno Giovanni Guardalà, Sky Sport, se può fare un po' il punto riguardo in particolare alla difesa, come sta Bremer, se è pronto per scendere in campo o eventualmente se non dovesse farcela lui chi tra Bonucci e Rugani in mezzo, grazie. Allora, per quanto riguarda la formazione difesa devo decidere, gioca Perin sicuro, poi stamattina avevo scritto Vlahovic, ma Vlahovic stamattina durante l'allenamento ha avuto una distorsione alla caviglia e quindi domattina da valutare, ma difficilmente sarà della partita. Mister, buongiorno, Giovanni Albanese Sport Italia. Le chiedo se è soddisfatto di come sta crescendo Miretti, le ultime prestazioni come le valuta e se domani quel tipo di gioco che ha fatto su Lobotka nell'ultima occasione potrebbe ripeterla su uno dei centrocampisti dell'Inter. Grazie. Diciamo che siamo abbastanza bene tutti. Per quanto riguarda Miretti, dopo un periodo un pochino di appannamento, ma credo che sia normale da parte di un giocatore che del 2003 che ha già fatto credo più di 30 partite nella Juventus, sta ritornando in una buona condizione, così come Illing sta tornando quello che era all'inizio, che dopo Lecce si è fatto male, anzi la parte di Lecce si fece male e quindi ora mi sembra di nuovo centrato, ma questo fa parte di un percorso di crescita di tutti questi ragazzi più giovani. Buongiorno, Romeo Agresti, Gol.com. Le chiedo, mister, se è ancora utopia pensare a Pogba dal primo minuto, in generale come sta? Grazie. Ma sta meglio, secondo me domani potrà fare un pezzetto di partita. Buongiorno mister, Filippo, consigliere del Corriere dello Sport. Le chiedo come si prepara uno snodo decisivo della stagione con il fardello di tutta l'incertezza che resta del futuro. Grazie. No, come ho detto sempre, noi bisogna preparare con totale serenità, con voglia di rivalsa, soprattutto per cercare di raggiungere un obiettivo importante come la finale di Coppa Italia. Poi se siamo bravi e fortunati riusciremo, altrimenti faremo gli applausi all'Inter perché comunque andrà in finale l'Inter. Però quando arrivi in questo momento della stagione le partite diventano decisive, poi avremo il campionato che comunque dove veniamo dalle ultime 5 partite abbiamo perso 4 volte e quindi bisogna riprendere il cammino. Una partita difficile come Bologna, abbiamo ancora dei punti di vantaggio e quindi da dopodomani riprenderemo anche e metteremo la testa al campionato, perché il nostro obiettivo comunque è quello di rimanere nelle prime 4 come minimo e cercare di arrivare secondi, perché comunque il secondo posto ci garantirebbe l'accesso alla Supercoppa dell'anno prossimo. Ciao Emanuele Gamba, Repubblica. Domenica hai detto che la gente non si rende conto di quello che vi sta succedendo. Volevo chiederti se avevi voglia di spiegarlo un pochino e se nella tensione che evidentemente vi genera questa situazione si inserisce anche la lite che c'è stata domenica tra Landucci e Spalletti. Ma no, io credo che noi bisogna continuare a pensare a lavorare sul campo, comportarsi come ci siamo sempre comportati per quanto riguarda gli atteggiamenti nei confronti di quello che è al di fuori del campo, e non parlo di robe di tribunale ma di robe sportive, perché comunque le lamentele non portano da nessuna parte. Credo che noi, almeno per quanto mi riguarda i miei 5 anni alla Juventus, prima e 2 anni ora, forse, non lo so, c'è stata una lamentela, forse, ma credo no, ma questo fa parte, diciamo, del mio modo di pensare, e di conseguenza tutta quelli che lavorano nella Juventus, soprattutto a livello tecnico, bisogna continuare su questo
questo andamento, questo comportamento. Perché? Perché non dobbiamo avere dispendio di energie, perché tanto non portano le lamentele, non portano i punti, bisogna accettare nel bene o nel male quello che succede. Noi bisogna essere arrabbiati perché domenica abbiamo lasciato un punto sul campo, perché il gol non è responsabilità di nessuno, è responsabilità nostra, e su questo bisogna assolutamente migliorare. Buongiorno mister, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Le volevo chiedere, nel post partita di Napoli ha già iniziato a parlare del futuro. Lei, come previsto dal contratto, ha già deciso di rimanere al 100% anche il prossimo anno, o se si dovesse materializzare il rischio più grande, quello di una Juventus fuori dalle coppe, vorrà ascoltare i programmi della società? Io ho un contratto di 2 anni alla Juventus, sono innanzitutto un privilegiato a lavorare alla Juventus, perché credo che lavorare 7 anni alla Juventus sia per poche persone, e quindi io sono uno di quelle e quindi mi sento un privilegiato. Poi nell'arco della vita ci sono momenti di difficoltà, momenti in cui le cose non vanno bene, bisogna affrontarle con le spalle larghe, con la serenità, e soprattutto avere idee chiare nella progettazione del futuro. Io, come ho sempre detto, quando faccio parte di una società sono un aziendalista, perché comunque non ho solo una responsabilità tecnica, ma mi sento anche una responsabilità dove devo aggiungere valore ai giocatori, e quindi noi dobbiamo pensare a finire bene il campionato, cercare di arrivare secondi, che non è facile, cercare di arrivare nelle 2 finali, che non è facile, perché comunque quando si gioca le partite decisive ti possono andare bene, il calcio è così, e quindi va accettato, però bisogna avere delle idee chiare su quello che può essere la stagione prossima, perché ora siamo a 1 mese e mezzo dal finale della stagione e la Juventus dovrà programmare assolutamente il futuro, ma con tutta serenità e con tutta la voglia di poter migliorare, sapendo che comunque la Juventus deve tornare a vincere. Che poi ci riusciremo l'anno prossimo, questo non lo so, ma sicuramente ci metteremo tutto l'impegno possibile, come abbiamo fatto in questi anni, in questi 2 anni, dove comunque sono stati fatti dei passi in avanti, soprattutto sono arrivati risultati da quello che è stato un lavoro del settore giovanile con la seconda squadra, che anche questa, la Juventus, è all'avanguardia, perché è l'unica squadra in Italia che ha la seconda squadra. Credo che sia una delle poche delle società che ha 2 centri sportivi, ha fatto dei progressi, è stata una delle prime a livello femminile, quindi credo che i 10 anni della Juventus siano stati 10 anni importanti. Come parla la storia della Juventus? Poi è normale che in questo momento bisogna stare zitti, a parte che bisogna stare zitti sempre, sia quando si vince che quando si perde, ma questa è una roba nostra, e continuare a lavorare con serietà come stanno facendo, e quindi questo è un po' il succo del discorso. Adesso Conti, Sport Mediaset. Ciao Max, più una curiosità, considerando il livello di tensione che ha accompagnato anche la semifinale d'andata, tutto il contorno che c'è, hai una raccomandazione da fare ai tuoi ragazzi? Cioè, che approccio gli chiederai alla partita? E ci manca un'ultima cosa, Kostic-Chiesa, chi sta meglio? Ma stanno bene tutti. Per quanto riguarda le raccomandazioni, noi comunque bisogna continuare a comportarsi bene. Se abbiamo sbagliato ogni tanto, alzandosi una volta dalla panchina, cercheremo di evitare anche questo, perché deve essere un comportamento, il nostro deve essere un comportamento esemplare, e quindi su questo sicuramente dobbiamo migliorare quel poco che c'è da migliorare. E quindi domani è una partita bella, quello che è successo all'andata deve essere rimasto lì, sono state prese decisioni, la Juventus su questo ha preso credo 171 persone all'interno dello stadio, perché grazie comunque a quello che è lo stadio della Juventus, dove ci sono all'avanguardia, dove ci sono credo una quantità infinita di telecamere, 2 giorni dopo sono stati presi 2 che hanno avuto un comportamento non idoneo, e di conseguenza sono stati presi 171, quindi sotto questo aspetto la Juventus sta facendo un
ottimo lavoro e quindi credo che sia anche un esempio da perseguire, ecco. E quindi su questo siamo contenti, però domani deve essere una partita serena, bella, agonisticamente, calcisticamente forte, e poi dopo spero che tutto vada liscio, ma deve andare liscio, perché comunque alla fine è una partita di calcio. Buongiorno mister Marco Venditti, signore mie Calcio News. In questo momento storico dove il tifoso juventino ha bisogno di certezze più che altro di riconquistare qualcosa di importante. La Coppa Italia passa in un momento particolare dove c'è anche tra l'altro un Inter dove c'è stata sempre battaglia tra le due squadre, quindi sicuramente chiede questo, un passaggio per la finale, però forse la cosa tutto sommato più importante, la Juve ha dimostrato contro il Napoli di essere assolutamente una squadra forte, non seconda a nessuno, però magari da curare forse l'ultimo tratto, forse tuttavia più importante, che è quello della concentrazione, del mantenimento del risultato. Grazie. Allora, per quanto riguarda il trofeo, è normale che tutti gli anni lavoriamo per i trofei e l'anno scorso purtroppo ci è sfuggito quello della Coppa Italia e quest'anno cercheremo di arrivare in fondo in Coppa Italia, abbiamo la possibilità dell'Europa League, però diciamo che stiamo facendo secondo me un buon lavoro, perché comunque sono stati inseriti tanti giovani. Oddio, vedendo quello che poi avranno deciso, uno di 22 anni da ora in avanti si potrà chiamare di nuovo giovane, però questo fa parte del mondo Italia e quindi se va bene a loro va bene a tutti, però poi non lamentiamoci se poi dopo uno chiama giovane un ragazzo di 22 anni. Però credo che ci siano tante cose da sistemare, ma per sistemarle bisogna decidere, però non decidono mai e quindi va bene così. La concentrazione sì, infatti l'ho detto prima, la responsabilità del gol dell'altra sera è responsabilità nostra, come è stata a Sassuolo. Sono piccole disattenzioni, piccoli dettagli che fanno vincere o perdere una partita, perché come dico io, le partite al 93esimo, se non l'hai vinta in 93 minuti non le puoi perdere, non le devi perdere, invece l'altro giorno siamo stati un pochino disattenti. Buongiorno mister, Nicola Bellice, calciomercato.com e Corriere dello Sport. In assenza di Vlahovic giocherà sicuramente Milik o potrebbe essere la partita per vedere Chiesa al fianco di Di Maria là davanti? Grazie. Domani mattina vedrò, Milik ha fatto una buona partita, se ha recuperato potrebbe giocare. Tre domande, grazie, velocemente. Buonasera, Marco Bo, Tutto Sport. Volevo sapere se oltre al probabile forfait di Vlahovic dobbiamo considerare out anche Ken e se è tentato dall'idea di cominciare col tridente. Ma Ken è fuori sicuro, scusate se me lo sono dimenticato, Ken è fuori, speriamo in una decina di giorni di averla a disposizione e poi dopo domani mattina decido tra Milik, Chiesa, Di Maria se giocano tutti e tre o se ne gioca due. Perché poi la partita può essere lunga, ha bisogno anche di cambi. Salve, ho detto una stampa, considerando l'importanza di Di Maria che ha avuto in questa Juve, il suo valore, forse nell'ultimo periodo è venuto un po' a mancare nelle sue giocate, anche con una serie di infortuni magari. Quindi le chiedo cosa si aspetta domani, considerando che è un uomo che nelle partite decisive solitamente non sbaglia. Grazie. Ma mi aspetto quello che ha fatto fino ad ora, è un giocatore importante su cui ci appoggiamo molto, un giocatore straordinario per come giocate. L'ha dimostrato anche l'altra sera quando è entrato nell'ultima mezz'ora. Di Maria non ha bisogno di 90 minuti per decidere, ma gli basta anche mezz'ora e l'altra sera l'ha dimostrato. Buongiorno, Alessandra D'Angiora, iSport. Tornando a quello che le hanno chiesto prima, quando lei anche domenica ha detto da fuori tutti parlano ma nessuno sa e questa stagione è completamente diversa per noi. Siccome aveva detto arrivare in Champions tra le prime 4 con la penalizzazione sarebbe come vincere 3 scudetti, per l'anno che è stato per la Juventus, arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League cosa sarebbe, cosa rappresenterebbe? Il raggiungimento di 2 obiettivi importanti, però facciamo un passo alla volta. Domani è la Coppa Italia,
Quindi facciamo tutto il possibile per arrivarci. Poi se non ci arriveremo vuol dire che l'Inter aveva meritato di arrivare in finale Coppa Italia. Intanto cerchiamo di sistemare un po' le cose, perché intanto ultimamente abbiamo preso il gol al 93esimo con l'Inter e abbiamo preso il gol al 93esimo con Napoli, quindi queste robe lì bisogna un po' sistemarle e poi dopo vediamo. E poi bisogna continuare la corsa in campionato, perché noi sul campo comunque momentaneamente purtroppo non siamo riusciti a scollinare 60 punti. L'avremmo scollinati 4-5 mesi fa, però ne abbiamo 59 e quindi bisogna cercare. Abbiamo a 3 punti il Milan e la Roma che sono quarti in classifica, e noi bisogna comunque arrivare nelle prime 4, ripeto, arrivare nelle prime 4 cercando di arrivare secondi, perché il secondo posto permette di rigiocare l'anno prossimo la Supercoppa. Questo è quello che bisogna fare. Facciamo tutto il possibile, l'impossibile non possiamo farlo perché non riusciamo a farlo, con serietà e con professionalità, come stiamo facendo finora nel lavoro. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata.